Amici ed amiche della Finestra sulla Sicilia, mi trovo in questo momento alla Mondadori, in compagnia della presidentessa dell'associazione Scruscio, Valentina Butera. Salve. Ciao. Perché ci troviamo qui? Allora, la mostra è una collettiva di arti visive di soci dell'Associazione Artistico-Culturale Scruscio che aderiscono ad un tema che è quello dello scirocco. Lo scirocco è un esempio, un simbolo per rappresentare la resilienza del popolo siciliano. Tra l'altro oggi ne abbiamo una bella rappresentazione. Lo scirocco quando arriva, diciamo, è prepotente e il siciliano si deve adattare a questa situazione e la nostra capacità di resilienza c'è insita in ognuno di noi e dovremmo farla un po' sbocciare, perché spesso quello che il siciliano pensa di essere è un po' pigro, pensa che la Sicilia non sia immutabile, non possa cambiare mai. In realtà no, dal punto di vista culturale noi stiamo crescendo, specialmente in questo periodo stiamo vivendo un momento culturale molto bello attraverso Capitale dei Giovani 2017, del quale la nostra associazione sta facendo parte con i tavoli tematici. C'è anche Capitale della Cultura 2018, che è un titolo molto importante, un riconoscimento importantissimo. La Palermo stessa sta ospitando per il 2018 Manifesta, che è una importantissima manifestazione a livello artistico internazionale, ed è stata ospitata a BAM, la Biennale Arcipelago Mediterraneo, per cui anche in questo caso possiamo vedere che è viva da questo punto di vista, sia a livello culturale che artistico. Quindi lo scirocco visto come un momento di cambiamento. Gli artisti si sono voluti approcciare a questo tema sperimentando svariate tecniche, dalla fotografia all'acquarello, la scultura, la pittura sia che acrilico, per rappresentare proprio questo metodo di volersi riscattare da questo percepito che è sempre rimasto invariato per la Sicilia. Ricordiamo fino a quando è visitabile? La mostra è aperta dal 5, che è oggi, maggio, fino al giorno 18 di maggio. E l'ingresso è libero, ricordiamo. Presso la Mondadori Multicenter di Palermo. Mi raccomando. Grazie. Prego.